Ciao e benvenuti a tutti in questa nuova video lezione di mattoscacco.com. Oggi andiamo a vedere una partita commentata dallo stesso Botvinnik che gioca col nero, mentre col bianco abbiamo il gran maestro Troianescu. Allora, l'apertura del bianco è D4 e cavallo F6, che quasi solitamente va a preludere una difesa indiana. Ora est o ovest indiana, questo poco conta. C4, classica anche questa, G6, quindi est indiana, sicuramente il nero va subito ad arroccare. Cavallo C3 e D5. Ora E3 è una mossa ancora poco studiata dalla teoria, in genere si preferiscono altri tratti, mentre il bianco comunque, non essendo un grandissimo esperto di aperture, decide appunto di giocare questa mossa che comunque è abbastanza solida e posizionale. Alfiere G7, quindi sfruttando l'arrocco, e dopo alfiere G7 cavallo F3. La posizione ovviamente è ancora buona per entrambi i giocatori, arrocco del nero, B4. Questa mossa è molto importante, il bianco sfrutta un principio molto importante della quale non dovremmo mai dimenticarci, che è quello di attaccare dove la nostra catena di pedoni ci dice di attaccare, ovvero la nostra catena di pedoni è data da pedone F2, pedone E3, pedone D4. Questi vanno in questa direzione, quindi significa che noi dobbiamo attaccare da questo lato della scacchiera, quindi dal lato ovest, e il bianco sicuramente lo sta facendo con questa spinta aggressiva del pedone in B4. Ora, il nero come si può difendere? Ha tantissimi modi, per esempio B6, per esempio cavallo E4, anche se sembra rischiosa, e il nero gioca la solida C6. Dopodiché abbiamo donna B3. Ecco, questa mossa è abbastanza azzardata. In genere lo si fa donna B3, la si gioca se non si gioca B4. Facendo così si vanno ad ottenere delle complicazioni. Questo perché? Perché donna B3 comunque c'è questa torre in difesa, sappiamo sempre che c'è questo grandissimo alfiere in G7 che fa un attacco a raggi X, quindi c'è la torre in A1 che è in difesa e quindi il nero ne può approfittare per prendere iniziativa, e come prende iniziativa Botvinnik ce ne sono veramente pochi. Quindi iniziamo subito con un cambio, pedone per C4, alfiere per C4. Ora c'è questa batteria di donna e alfiere che ovviamente viene smontata subito attraverso B5. Ora il nero ha una grande fortuna a trovare il bianco con la donna in B3, perché se non ci fosse stata questa donna, l'alfiere si sarebbe ritirato appunto in B3, ottenendo comunque questo forte raggio d'azione. Essendoci però la donna, è costretto a ritirarsi o in D3 o in E2. In questo caso il bianco sceglie di ritirarsi in E2. A questo punto il nero continua appunto la sua lotta con A5 e qui abbiamo l'arrocco del bianco. Ora la situazione del bianco, nonostante appena arroccato, è abbastanza disperata. Il nero ha grandissima iniziativa e da qui fino alla fine della partita vedremo che la partita sarà sempre nelle mani del nero. Alfiere 6 andando a minacciare di catturare la regina. Donna B2 andando comunque a mantenere questo pedone ma anche a mettersi sempre su questa grande diagonale nera. A per B4 e donna per B4. A questo punto va anche molto bene cavallo in D5, ma è stato verificato che la più forte ed è quella che viene giocata è cavallo A6.
facciamo uscire il cavallo, attacchiamo la donna ed eventualmente in un futuro possiamo anche sostenere quella spinta. Quindi cavallo E6, donna B2, la donna ritorna nella sua posizione, B4. Il nero non ha paura di avanzare perché sa che ora la lotta si sta sostenendo ad ovest e sa che questi pezzi andranno a contribuire all'attacco ad ovest. Quindi abbiamo questa spinta di B4 dove appunto il bianco è costretto a spostare il cavallo in A4 dove sarà appunto oggetto di attacchi e quindi di iniziativa per il nero. Cavallo A4, donna A5. Il cavallo è ancora minacciato. A questo punto, dato che il cavallo appunto non ha grandi case dove potersi spostare, è costretto a essere difeso con donna in C2. Ora è difficile molto questa situazione per il bianco, però qui il nero commenta la partita dicendo che sarebbe stato preferibile sacrificare un pedone piuttosto che cercare sempre di mantenere la situazione così, che si tratta comunque di una situazione altamente difficoltosa. Andiamo a vedere come prosegue la partita con alfiere F5, minacciando la donna che comunque è sempre costretta alla difesa di quel cavallo, non dimentichiamocelo mai. Quindi donna B3 per stare sulla stessa diagonale, cavallo in E4. Una fortissima posizione per questo cavallo che va anche ovviamente a minacciare di insidiarsi nella casa in C3. Alfiere B2, andando a controllare appunto ulteriormente questa casa in C3. E ora cavallo in C7. Ovviamente qui il cavallo ha intenzione di fare delle manovre. A questo punto alfiere D1 andando comunque a sostenere ancora quel cavallo con l'intenzione di andare a super proteggere questo cavallo che attualmente è attaccato da due pezzi, torre e donna. A questo punto segue cavallo in B5, dove ancora a questo punto viene messo in attacco, un punto veramente molto critico per la partita. Alfiere C2 e cavallo in B va in D6. Ora praticamente il bianco non può fare tante altre scelte, deve solamente subire le conseguenze degli attacchi. Per esempio, torre in F va in C1, alfiere E6. Ancora minacciando la donna. La donna è costretta a spostarsi e qui la situazione è veramente molto critica, molto. Donna D3 e C5. Attenzione, questa è una mossa fortissima. Qui il nero ha tantissime possibilità, ma questa è la mossa decisiva. Ovviamente qui il bianco non può permettere un'ulteriore avanzata di questo pedone, altrimenti veramente la situazione è già più incontenibile di quello che in realtà già è. Quindi è costretto al cambio. Quindi cambio dei pedoni. Cavallo per, cavallo bianco per, e a questo punto abbiamo per esempio questo alfiere sotto tiro, ma il nero decide di giocare alfiere C4 rendendo la situazione ancora più complicata ed il nero è costretto ad abbandonare.